mondo della realtà attuale, insomma, della nostra scena musicale, oltre che rigoroso studioso, insomma, di tutte queste situazioni. Prego Marco, a te. Sì, grazie, buonasera a tutti. Inizio ringraziando gli amici dell'associazione Lauretta per l'invito, è veramente un grande piacere essere qui oggi. Chi mi ha preceduto ha evocato, è già stato evocato 2 volte Andreas Benson, non è un caso, perché in qualche modo chiunque si confronta col mondo della Lauretta, solo come studioso, anche come suonatore appassionato, prima o poi incappa in questo libro qua, uno studio di fondamentale importanza, ormai datato, pubblicato per la prima volta in inglese nel 69, poi pubblicato in italiano negli anni 2000. È veramente considerato nella letteratura etnomusicologica un esempio magistrale di monografia per l'epoca, un esempio magistrale di monografia sullo strumento musicale di tradizione orale. Il libro è molto ricco e penso in una parte prova a delineare le personalità e direi a fare quasi una sociologia delle relazioni tra i suonatori che intercorrevano allora, tra i suonatori di Lauretta, tra quelli che erano i suoi informatori, come si usava all'epoca. E Benson parla di una impressionante competitività e gelosia che caratterizza i rapporti tra i suonatori. Dice che per ottenere la più alta fama e assicurarsi i contratti migliori, tra i suonatori di Lauretta professionisti fervono aspre lotte. Questi sono i termini che utilizza Benson per proprio mettere in evidenza queste dinamiche molto accese, molto forti, di queste forti individualità per i suonatori di Lauretta che in un mondo forse per certi aspetti più difficile del nostro erano costretti anche propensi a competere l'uno con l'altro. Credo di poter dire che questa stagione è finita e che in qualche modo simbolicamente questo incontro di oggi sancisce l'inizio di una nuova fase, nel senso che ovviamente tra chi si occupa di Lauretta, suonatori e costruttori per primi, rimangono differenze di veduta, rimangono competizioni, rimangono piccole rivalità, come direi è normale, come accade in tutti i gruppi sociali, in tutti gli ambiti della vita sociale, insomma, gruppi di persone che si occupano delle stesse cose in qualche modo si trovano anche a confliggere tra loro. Però diciamo, ciò che è interessante secondo me è che la nascita di un'associazione è unica, come diceva il Presidente prima, che per la prima volta ha questa vocazione onnicomprensiva e ecumenica per quanto riguarda il piccolo mondo delle Laurettas, e direi che questo è un fatto che non ha precedenti in Sardegna, che assolutamente sono certo che ricorderemo, insomma, come una tappa importante nella storia dell'evoluzione di questo strumento. Ora, che cosa ha reso possibile questo cambiamento? Cioè, questa realtà in cui 40 anni fa uno studioso proveniente dalla Danimarca non era tanto colpito da questa conflittualità, invece oggi tutti i suonatori riuniti qua assieme. Sono tanti gli elementi che potrebbero essere messi in gioco. Direi in primo luogo c'è una ridefinizione del ruolo che lo strumento ha oggi nella società sarda, che ha avuto in questi 40 anni, una definizione e un mutamento del ruolo dello strumento proprio nelle dinamiche sociali. Direi anche l'avvio di quello che gli antropologi chiamano processi di patrimonializzazione, forse ancora negli anni 60, quando penso faceva la ricerca suonare le Laurettas o assistere alle Laurettas durante la festa del proprio paese era una cosa normale, data per scontata. Oggi è avvenuto un processo di patrimonializzazione, tutti noi sardi siamo coscienti che le Laurettas sono una particolarità, sono una peculiarità culturale, sono una ricchezza culturale, quindi le Laurettas non sono più la normalità della nostra vita di sardi, ma sono un qualcosa a cui abbiamo attribuito un valore, quella alla quale abbiamo attribuito un valore culturale, li consideriamo un patrimonio della nostra ricchezza culturale. E non solo, direi anche che che si è sviluppata una coscienza da parte dei protagonisti, dei suonatori, dei costruttori, che amano questo strumento, che devono quantomeno provare a essere parte attiva nel ridisegnare, nel definire le sorti future dello strumento. E direi anche la consapevolezza che per fare questo sia necessario confrontarsi con politiche culturali su scale più ampie, su scala regionale, su scala nazionale, ma anche che la Sardegna non è fuori poi dalle dinamiche che riguardano tutto il mondo, le dinamiche globali che continuamente ridefiniscono i rapporti tra i diversi gruppi sociali e le cosiddette musiche tradizionali. E ancora appunto la consapevolezza che per fare questo, per essere parte attiva nel provare a disegnare un futuro, forse è una strategia utile proprio quella di mettersi assieme, di associarsi, di creare una piattaforma comune di dialogo,
di provare a pensare delle azioni congiunte, delle azioni condivise. In tutto questo scenario insomma, dinamico, per cui tante cose veramente in pochi decenni sono cambiate, stanno cambiando, due parole le vorrei dire sulla ricerca, che è l'aspetto che a me interessa di più, mi interessa di più, del quale mi occupo direttamente. Perché anche nell'ambito della ricerca su questo strumento, della riflessione teorica, della speculazione su questo strumento, tanto è cambiato, tanto continua a cambiare. Intanto, a differenza dei suonatori di Benson, io così li ho chiamati, dei suonatori con cui aveva a che fare Benson, negli ultimi decenni molti di coloro che si sono avvicinati alle Lornettes, ripeto, io intendo suonatori, intendo costruttori, intendo ballerini a cui piace ballare al suono delle Lornettes, intendo appassionati, operatori culturali e così via. Ecco, molte di queste persone oggi hanno un interesse anche conoscitivo, anche di carattere culturale, e riflettono sullo strumento, e spesso lo fanno in maniera molto intelligente, sono interessati alla storia dello strumento, alle sue peculiarità, anche in chiave comparativa e così via. E lo si fa con grande passione con tutto questo. Forse possiamo dire che l'antesignano di questo forse è stato Dionigi Burranca. Forse Dionigi Burranca è stata una figura di passaggio da questo punto di vista. La sua stretta relazione prima con Benson, poi con Carpitella, l'ha portato, credo, a quello che sappiamo, da ciò che conosciamo, di ciò che ci ha lasciato, a essere particolarmente interessato alla storia dello strumento, insomma a fare, non solo a suonare, ma anche a ragionare sul senso e sull'esistenza di questo strumento. Ma dopo Benson, insomma, tanto è successo, insomma, questo libro resta un caposaldo, resta un capolavoro, se vogliamo, di riflessione sulla cultura sarda, di metodologia etnomusicologica, ma dopo Benson tanto altro è stato dato alle stampe, tanti contributi, e da diverse figure, dai suonatori, dagli appassionati, da operatori culturali, da musicisti, da persone con background veramente diversissimi tra loro, che però hanno appunto accumulati da questo interesse nel ragionare sulle Lornettes, nel proporre un approccio conoscitivo alle Lornettes. Ora, in tutti questi numerosi contributi, ovviamente i risultati sono stati molto eterogenei. Diciamo, veramente abbiamo tutti gli estremi, abbiamo alcuni che sono stati dei tentativi, mi permetto di dire, goffi e mal riusciti di fare pseudo ricerca, insomma proprio esperimenti mal riusciti di riflessioni che si basano su fondamenti molto poco solidi. Ci sono numerose raccolte invece di materiali di grande interesse, che a volte sono stati solo raccolti e ancora aspettano di essere invece adeguatamente studiati, interpretati e così via. Ci sono poi invece una grande quantità di contributi preziosi, molto preziosi, di grande importanza, direi, per chiunque si voglia approcciare a uno studio scientifico delle Lornettes. Quindi insomma una produzione di sapere realizzata da figure molto varie per formazione e anche molto varie come qualità, come approccio, come contributo. In parallelo molto è cambiato anche sul versante della ricerca etnomusicologica in senso stretto, nel senso che più o meno da una quindicina d'anni, direi, l'etnomusicologia è finalmente entrata nel mondo accademico sardo, prima in carico ufficiale, abbiamo qui il professor Macchiarella, insomma, che per primo all'Università di Cagliari ha inaugurato la cattedra di etnomusicologia dell'università, e in qualche modo la presenza stabile dell'etnomusicologia nel mondo accademico, nelle università e nei conservatori ha creato un nuovo fermento dal punto di vista degli studiosi. Numerosi sono stati in questi anni progetti di ricerca intrapresi, importanti esperienze sono state fatte anche nell'ambito della formazione, sia nell'università che nel conservatorio, che ha permesso in questi anni a diverse decine di persone di avvicinarsi, di conoscere meglio gli approcci dell'etnomusicologia allo studio delle musiche tradizionali, ma anche la disciplina stessa è mutata. L'etnomusicologia oggi, per esempio, l'etnomusicologia teorizza sempre di più l'importanza di un approccio dialogico, di un approccio di confronto, di scambio tra studiosi, protagonisti, operatori culturali e così via. Direi che tutto è molto, rispetto ai tempi di Benson, in cui era molto chiaro chi era lo studioso, chi era il musicista e quali erano i ruoli dell'uno e dell'altro, oggi è tutto molto più fluido, tutto molto più dinamico, ma penso banalmente alla mia esperienza personale. Io quando mi sono avvicinato all'etnomusicologia subito mi sono appassionato di Lornettes. Vi faccio un esempio potrei fare anche con Giuseppe, che poi parlerà con Giuseppe Roma, con Ignazio Zucca, che qui tra noi chi si occupa di Lornettes conosce.
Faccio un esempio concreto, io appunto da ragazzino, da studente di primi anni, quando ho iniziato a occuparmi di Launetas e provavo a capire questo mondo, andavo da Franco Badano a comprare le cassette di registrazione e poi provavo a parlare con i suonatori di Launetas, a fare le mie prime interviste, un po' goffe anche quelle, e ricordo che tra le prime ci fu appunto Giuseppe, Ignazio, che io appunto intervistavo come i miei informatori. Poi siamo andati avanti, io ho portato avanti il mio percorso di studio all'università, è stato aperto il triennio di etnomusicologia al conservatorio del quale io sono, anzi no, c'è stata una fase sperimentale in cui io e Ignazio eravamo colleghi e studiavamo assieme, poi ho completato la mia formazione universitaria e sono passato a insegnare al triennio del conservatorio e Ignazio si è iscritto, e quindi è stata una fase in cui io riportavo a lui ciò che avevo imparato delle metodologie etnomusicologiche. E nel frattempo poi lui pubblicava con la sua associazione, con la sua doppia formazione di medico, quindi importanti ricerche di Ignazio sul versante per esempio della tecnica del teatro continuo, e quindi io leggevo con interesse quello che lui scriveva, nel frattempo pubblicavo, spero che anche tu abbia letto con interesse ciò che io ho scritto in questi anni, insomma, quindi una dinamica veramente molto intrecciata, molto diversa da ciò che succedeva appunto 40 anni fa. Beh, io credo molto in questo approccio dialogico, in questa idea che esistano diversi sguardi sullo stesso oggetto, sullo stesso fenomeno, sulla stessa pratica musicale che è quella delle Launetas, e che questi sguardi si confrontino tra loro. Chiaramente, insomma, questi sguardi sono spesso molto diversi, cioè appunto lo sguardo dell'etnomusicologo che si occupa di queste tematiche della professione, che adotta metodologie che sono riconosciute e utilizzate in tutto il mondo, che si confronta continuamente con la comunità scientifica internazionale, che è uno sguardo diverso da quello dei suonatori, dei costruttori, no? Che sono, o dei vari appassionati, degli operatori culturali, che sono detentori e portatori di un enorme bagaglio di conoscenze che è dato dalla pratica, che è dato da vite dedicate a questo strumento, e ognuno con il proprio sguardo, anche lì con il proprio background di formazione e così via, però sempre con questo nuovo desiderio di non solo di suonare, ballare e costruire, ma anche di ragionare sullo strumento. E poi ci sono anche altri sguardi, ci sono gli sguardi degli studiosi di altre discipline, no? Che in un'ottica di ricerca interdisciplinare, che oggi è sempre più importante, vanno e andrebbero sempre più coinvolti. C'è lo sguardo degli antropologi sul mondo della Launetas, su questi fenomeni culturali, c'è lo sguardo degli storici, che è fondamentale, c'è lo sguardo per esempio dei medici, dopo avremo un esempio, ma per fare un esempio dei tanti progetti di ricerca che ci sono. Proprio ieri veniva presentato al convegno di cardiologia un contributo al quale sto lavorando io assieme a altri colleghi, c'è Paolo qui, che abbiamo provato a monitorare con un Holter, un dispositivo che registra la frequenza cardiaca, cosa succede durante una performance musicale. Abbiamo iniziato con un pianista per una serie di ragioni, ma l'idea è di portare questi studi anche sulle musiche tradizionali, quindi sulle Launetas. C'è bisogno di un confronto, di un lavoro assieme agli etnocoreologi, a chi si occupa di danza, perché non dimentichiamo che l'anima delle Launetas è legata alla musica, alla danza. C'è bisogno di confronto con esperti di tecnologie informatiche, sempre in quel progetto che per ora stiamo testando con i pianisti. In questa equipe di ricerca abbiamo sviluppato un Ice Tracker, cioè un dispositivo che permette di farci sapere cosa guarda il suonatore mentre sta suonando, che è un altro aspetto molto interessante, per esempio, da applicare in futuro alle Launetas. O ancora la psicologia cognitiva, le neuroscienze che si occupano sempre più di musica, che possono aiutarci a capire temi come legati alla memoria, alla memorizzazione delle musiche tradizionali, i rapporti tra musica e gesto, e così via. Insomma, veramente tante cose ci sono da fare. Ecco, in tutta questa dinamica sempre più fluida, queste persone che ognuno con la propria formazione dialogano tra loro, io credo che un ruolo fondamentale potrà avere l'associazione Launetas Arte. Io sono veramente molto interessato. Da un lato credo che sarò e vorrò essere un attento osservatore, insomma, da studioso che vuole capire con cosa succede nel mondo delle Launetas, quindi mi porrò come osservatore esterno e sono molto curioso di sapere cosa appunto questa associazione intenderà fare. Il presidente Gianfranco Meloni prima ci ha dato già un assaggio di quelle che sono le idee che sono già maturate, le prossime iniziative, quindi insomma il tutto promette molto bene, sembra molto interessante. Ma credo che insomma forse non sarò solo un osservatore esterno, nel senso che sono convinto che appunto nell'associazione della Launetas sia possibile trovare una sponda ancora più solida. Io già ho rapporti personali, di confronto, di scambio con diversi
dei suonatori, dei costruttori, delle persone che sono qui, ma insomma che ci sia l'associazione così costituita possa essere una sponda ancora più importante, ecco, per costruire assieme questo dialogo di conoscenza attorno a questo straordinario strumento. Quindi auguri a tutti per questa iniziativa e buon lavoro.